Gozo is a very small island as part of the Maltese Islands. How they say it's small is beautiful. L'isola di Gozo, in un certo senso un modello, quello che noi oggi chiamiamo sostenibilità, cioè un concetto di maggiore equilibrio tra sviluppo delle opportunità, mantenimento della popolazione e quindi condizioni di vita dignitose, senza però stravolgere il territorio. The challenge we have on this very small island is to keep the balance between make the money quickly or rather more sustainable. I am for the second. Questo è il primo corso CAI Scuola all'estero. L'isoletta di Gozo ha le comuni radici, soprattutto con il sud, le stesse dominazioni e quindi anche per questo è stata scelta Gozo. Adesso ci spostiamo alla grotta di Calipso. Possiamo in 20 minuti arrivare a piedi, se siete d'accordo, invece di prendere il bus. Va bene? Andiamo a piedi? La civilizzazione nell'isola maltese è stata qui, da Gozo. Allora questa è Dar, la casa di Dar, di Mananni. Soft, come dice soft? Tenero, look, nome Carla. Che In Malta it's more white, here it's yellowish. And it's nice, in my opinion, not because I am gotitano. No. Penso che questo è more soft, più bello. It was interesting to notice the way of living. We walked through the villages. There are like 13 villages on the island, all centered around the main town, which is Rabat, called Victoria. La cittadella e il centro storico di Vittoria raccontano un po' la storia delle varie invasioni, dai Fenici ai Greci, ai Cartaginesi, i Romani, sono arrivati gli Arabi, gli Angioini, gli Aragonesi, i Francesi e alla fine gli Inglesi ha avuto poi l'indipendenza nel 1964. Una storia al centro del Mediterraneo, per un luogo di transizioni, di migrazioni, di passaggi culturali che resero il Mediterraneo una delle culle di civiltà più feconda, più creativa, più differenziata. È Magna Grecia. Secondo la mitologia greca, la ninfa Calipso, questa dea molto bella, viveva in quella caverna qua. Secondo Omero, Ulisse passava da queste parti, lei era così bella che lo attirava e lo teneva con lei per 7 bei anni. E così nasce la storia della caverna di Calipso. People coming to Gozo, the fact that it's kept rural, the fact that there is a preservation of the architecture, which is lost in other countries, but it's still there. As you see, we have the oldest standing temples in the whole wide world, even older than the pyramids, the Gigantia temples, a UNESCO World Heritage Site. I templi
dei giganti, Gigantia, sono dei templi megalitici dell'epoca neolitica. Sono due templi, uno più grande e uno più piccolo, con l'altare in fondo ovviamente per i sacrifici, e si trova in un luogo anche molto panoramico perché avanti c'è il mare, dà l'idea proprio dell'infinito. Gozo conserva i templi più antichi del Mediterraneo, è stata culla di civiltà. The countryside remains what makes Godot distinct from Malta, because still, since the development of construction is still in its beginning to sprout, so people can enjoy much more the countryside. Gozo ha mantenuto le sue origini rurali, un'agricoltura che conserva il territorio con i muretti a secco, le saline, le coltivazioni di ulivi, di viti, insomma un'agricoltura curata, un'attività di pesca, una presenza turistica che mantiene tutto in quello che noi oggi intendiamo sostenibilità. Non siamo stanchi. Cosa sono 14 chilometri? Niente. Freschi come delle rose. Un corso di formazione CAI io mi aspetto che stimoli l'interesse per l'ambiente, per un mondo più ecosostenibile, amare la natura, la montagna, la collina, il paesaggio, tenendolo pulito, rispettandolo e apprezzandolo in tutte le sue forme. Questo deve fare un corso CAI, e siccome è un CAI scuola, e dare la voglia di trasmetterlo dopo ai propri alunni. Mi è piaciuto tantissimo Comino, abbiamo camminato anche sulle scogliere, siamo andati alla Torre dei Cavalieri di Malta, siamo andati all'ospedale dei Cavalieri di Malta e mi è piaciuto tantissimo questo giro. A Comino attualmente ci sono solo 2 abitanti, sono un po' i custodi di questo luogo che devo dire è molto bello. Abbiamo fatto un giro per l'isola e siamo arrivati alla Baia Blu, dove parecchi costisti hanno fatto il bagno in questo mare azzurro con Cuminotto di fronte, è veramente molto bello. È la prima volta che vengo in questo corso CAI Scuola. Delle cose belle di questa esperienza è che c'è stato un grande contatto tra tutti i partecipanti al corso per scambiarsi le proprie esperienze, per condividerle, e viene più facile farlo appunto quando sei in un clima di amicizia, di empatia e di bellezza come questo. Domani torno in classe ancora più motivata nel cercare di incentivare anche la cultura dell'incontro e dello scambio culturale con altre realtà. Malta e Gozo sono state un'opportunità di rinnovare in me questo desiderio che ho in realtà da sempre, quello di portare ai ragazzi il desiderio di ampliare i propri orizzonti. Mi porto via da qua il mare. E questa cosa mi fa commuovere perché io sono nata sul mare e quindi me lo porto sempre il mare. Gozo si qualifica come una società di equilibrio.
in un rapporto quindi tra uomo e ambiente rispettoso, di utilizzo ma anche di conservazione e trasferimento, perché mantenere vuol dire lasciare alle generazioni future risorse e opportunità. People are not just coming here for the sun and sea anymore, but they want to see what is particular. And what is particular, it is up to us citizens, not the foreigners, not the European Union, not anybody else, but it is us citizens to realize that we need to protect somehow what is left.